Era il 23 maggio del 1992 quando un'enorme carica di esplosivo venne fatta esplodere al passaggio delle auto del giudice Giovanni Falcone e di quelle degli agenti della sua scorta. Nella strage di Capaci, per mano di Cosa Nostra, persero la vita, oltre a Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Palermo oggi commemora il devastante attentato con la manifestazione ufficiale della Fondazione Falcone, presieduta dalla sorella del giudice, Maria Falcone, e quella alternativa organizzata da diverse associazioni. Intanto viene fuori la notizia che secondo la procura e il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, la cosiddetta pista nera non ha trovato riscontri. Nella fase ideativa ed esecutiva dell'attentato a Giovanni Falcone, la destra eversiva non avrebbe avuto alcun coinvolgimento. Un esito giudiziario quasi scontato, che arriva alla vigilia delle commemorazioni per l'eccidio di Capaci, in cui persero la vita il magistrato e gli agenti della sua scorta. E nel 33esimo anniversario della strage di Capaci, apre a Palermo il museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che avrà sede a Palazzo Jung a Palermo. Uno spazio espositivo, curato dal direttore del museo Alessandro De Lisi, nel quale si trovano oltre alla bicicletta di Paolo Borsellino, anche la poltrona di Giovanni Falcone, la sua penna preferita e le agende, dove sono ben visibili anche gli appunti personali. Uno dei pezzi rari è la fotocopiatrice usata nel maxi processo. Al fianco delle agende c'è anche la sveglia che il capo scorta di Falcone, Antonio Montinaro, riponeva sempre in tasca. In un ripiano, poi è possibile anche vedere una piccola parte della vasta collezione di papere di Giovanni Falcone.